Cari telespettatori, ben ritrovati. Siamo supportati dallo SPCGL del Veneto e quest'oggi abbiamo veramente il grande piacere di avere qui con noi in studio Nicoletta Biancardi, che è la segretaria generale di SPCGL Regionale Veneto. Ben arrivata, segretaria. Grazie. E siamo collegati con Rovigo, innanzitutto, con Luciano Milan, segretario generale SPCGL di Rovigo. Ben arrivato anche a lei. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, il tema è particolarmente interessante e diciamo che non l'abbiamo quasi affrontato mai, segretaria, perché andiamo a sviluppare le problematiche delle aree interne e adesso capirete di che cosa si tratta. Sono situazioni estremamente delicate, se ne è interessato anche il governo, ma vediamo come, in che termini. Sono aree che possono anche soffrire di determinate situazioni. Noi più volte abbiamo analizzato il problema, la dinamica che devono affrontare, ma non per area, per territorio. Come mai avete puntato l'attenzione sul discorso delle aree interne? Bene, intanto buongiorno a lei e buongiorno a tutti coloro che ci seguono da casa. Devo dire che quello delle aree interne è un tema, non solo aree interne, diciamo anche comuni minori, centri minori, molto sentito dallo SPCGL, non solo diciamo in questo momento, in questo anno che è andato un po' anche alla ribalta diciamo delle cronache, ma noi lo seguiamo da diversi anni, perché noi siamo presenti praticamente in tutti i comuni del Veneto con delle nostre sedi, ma anche dove non siamo con le nostre sedi abbiamo delle permanenze settimanali e quindi vediamo le situazioni che vivono diciamo le popolazioni, i cittadini e le cittadine di questi piccoli comuni. Ecco, è importante sapere, capire, far capire alle persone che le aree interne sono zone per così dire svantaggiate, non solo dal punto di vista geografico, ma anche economico e sociale. Quali sarebbero queste aree interne, in modo che chi ci ascolta allora, le aree interne noi le possiamo dividere diciamo in due filoni. Le aree interne, quelle diciamo col bollino proprio delle aree interne, che sono chiamate aree interne SNAI, dove c'è una strategia nazionale, quindi possiamo andare a pescare dei fondi nazionali, regionali e anche europei per poter aiutare queste aree a venire fuori dal loro svantaggio, che è uno svantaggio, come dicevamo, di più generi, e soprattutto perché queste diciamo aree interne non hanno e quindi sono molto lontane dai servizi essenziali che riguardano principalmente la salute, quindi la sanità, l'istruzione e la mobilità. Quindi pensiamo ad esempio, per fare esempi concreti, alle scuole superiori, quindi ragazzi e ragazze che si devono spostare magari con i mezzi pubblici per andare a scuola, quindi per andare a frequentare una scuola superiore, piuttosto di non aver vicino magari una ferrovia e quindi potersi spostare, ma anche presidi ospedalieri oppure dei servizi sociosanitari. Quindi non riguarda solo gli anziani, ma un po' tutta la popolazione che converge in questi, sono microcomuni, sono delle comuni frazioni. Molto piccoli, comuni esatto. molto piccoli, e non c'è solo la distanza chilometrica, diciamo questi servizi essenziali che per vivere sono importanti, ma significa che in quel luogo, in quel comune c'è un invecchiamento ancora più diciamo cogente rispetto ad altri territori, e quindi invecchiamento della popolazione, ma c'è uno spopolamento e una denatalità. Spopolamento perché i ragazzi e le ragazze magari che frequentano l'università si spostano e non ritornano più magari al proprio paese, oppure persone che hanno bisogno giustamente di lavorare e non avendo servizi essenziali in quei comuni sono costrette diciamo a spostarsi nei centri urbani. Quindi questo fa sì che diciamo questi centri si spopolino e quindi muoiano sostanzialmente, e anche con loro muore l'economia. Dicevo perché quest'estate soprattutto queste aree interne sono ritornate alla ribalta diciamo delle cronache anche nazionali, perché il governo appunto con l'ultima strategia ha dichiarato che bisogna accompagnare questi luoghi, quindi le aree interne, verso diciamo lo spopolamento, che è diciamo un fattore al quale non si può far nulla. Rispetto a questo invece una lettera appello di 139 tra vescovi e cardinali hanno scritto invece al governo dicendo prima di
così rendere, no, il tutto così, esatto, ineluttabile, perché invece non proviamo a metterci insieme e a invece valorizzare questi territori e a provare invece a farli rinascere. Qualcuno diceva anche proviamo ad attivare la restanza, tra virgolette. Cosa vuol dire? A restare in quei territori, abitare in quei territori, sviluppando anche un'economia diversa, perché spesso questi territori hanno grandissime potenzialità, soprattutto dal punto di vista agricolo, dal punto di vista ambientale, quindi si può anche sviluppare un turismo, diciamo, lento, diverso, legato anche alla cultura, alle tradizioni, ma spesso anche alla storia e memoria, perché insomma sono luoghi, ecco, pieni anche di storia e memoria. Quindi noi come SPI da tempo ci occupiamo di questo attraverso la contrattazione sociale negoziale, dove andiamo a trattare tutti questi temi, no? Dal welfare, dalla salute, dalla mobilità e dall'istruzione. Ecco, bisogna ricordare che in Veneto ci sono 6 aree, diciamo, SNAI, quelle bollinate, diciamo, dalla strategia nazionale. 4 si trovano in provincia di Belluno, una in provincia di Vicenza e una in provincia di Rovigo. Queste, diciamo, come vediamo dalla slide, queste 6 aree interne comprendono 52 comuni, che sono praticamente il 10% del totale dei comuni del Veneto, sapendo che queste sono le aree SNAI, per così dire, bollinate, ma più della metà dei comuni del Veneto sono al di sotto dei 5.000 abitanti. Questo sta a significare che la metà del Veneto è un'area interna, perché le problematiche delle aree interne SNAI con i piccoli comuni sono le stesse. Da qui noi nelle piattaforme negoziali puntiamo molto sul fatto delle fusioni tra i comuni. Un tema molto complicato, non solo da far comprendere, diciamo, agli amministratori, ma anche ai cittadini, e devo dire che ci sono stati, ad esempio in 2 territori, penso la provincia di Belluno e Padova, delle esperienze positive sulle fusioni, circa una ventina, mentre proprio nella provincia di Rovigo abbiamo, per così dire, fallito i tentativi di fusione tra i comuni. Questo è importante, soprattutto la strategia nazionale SNAI ci aiuta rispetto anche al discorso delle fusioni, perché per poter accedere ai fondi i comuni devono lavorare insieme, e quindi anche questo è, non voglio dire il banco di prova, per poi pian pianino, una volta, diciamo, partecipato ai bandi, la progettazione eccetera, lavorando insieme si arriva anche poi in maniera più naturale a poter fare anche eventualmente le fusioni tra i comuni. Ecco. Come informazione rispetto alle aree SNAI è giusto dire che queste aree interne sono nate nel 2013 e fine del 2013 grazie, diciamo, all'intuizione, anche alla sensibilità dell'allora ministro della coesione territoriale Fabrizio Barca, che aveva visto che in questi territori non solo c'era lo spopolamento, l'invecchiamento, ma soprattutto c'era una diseguaglianza territoriale molto marcata rispetto ai centri urbani, e quindi quelle popolazioni soffrivano la mancanza appunto dei servizi essenziali, ma anche di sviluppo locale. Quindi grazie, diciamo, a quel percorso oggi stiamo diciamo, programmando la seconda parte, diciamo, della programmazione dei fondi SNAI. I primi sono stati 2014-2020 e adesso abbiamo 2021 e 2027. Ecco perché fondamentalmente la cosa importante è che con questi finanziamenti si dà un po' sollievo a queste zone. Messaggio: mi fa sempre piacere vedere gli interventi dei pensionati CGIL, soprattutto per il loro interessamento verso tutti, come queste aree interne, bravi. E quindi chi è coinvolto senza dubbio non è un ecco, e qui pensionato. ritorno proprio sul fatto di essere presenti nel territorio. Questo è molto importante. Lo SPI è sempre stato, diciamo, vicino alle persone nei territori anche piccoli, appunto nelle aree interne, al di là che siano SNAI o meno, e lì noi vediamo oggi, e tante battaglie abbiamo fatto e faremo, rispetto invece a
chi chiude diciamo dei servizi essenziali. Pensiamo agli uffici postali, pensiamo anche alle banche, spesso purtroppo anche diciamo i negozi banalmente di alimentari, che non è tanto banale, no, piuttosto che mi viene in mente le farmacie, sono tutti presidi essenziali, importanti per la cittadinanza, per i cittadini e le cittadine di quei luoghi. Quindi a volte, ecco, noi registriamo purtroppo questo allontanamento e il fatto di chiudere questi presidi per andare poi dove ci sono invece presidi popolati, come può essere un centro urbano o le zone limitrofe. Infatti, ma queste zone qui, se ve le leggo perché sono già comparse e messe in onda, ma per chi magari non ha avuto modo di mettere a fuoco, è l'Unione Montana dei 7 comuni, e questa c'è anche una vocazione turistica molto tradizionale, bellissime. Comelico, idem, vocazione turistica, e non solo. Alpago e Zoldo, ci sarebbero anche delle industrie produttive, però comunque Cadore, anche qui vocazione turistica, come anche la zona agordina. Delta del Po, cioè alcune zone sì, altre no, si stanno sviluppando in certi stagionalmente, però anche questo è interessante. Sono molto interessanti, perché 5 diciamo hanno la montagna come fattore comune. Quella di Rovigo ha, al di là della pianura, vediamo il Delta del Po e il mare, quindi che però non è brutta come zona, attenzione, tutte e 6 avrebbero una vocazione turistica, certo con un turismo molto diverso. Quindi il turismo si può sviluppare, ma qui avremo anche diciamo la parte che riguarda l'agricoltura, quindi anche i prodotti tipici, assolutamente come anche il pezzo, diciamo, ricordiamolo, della storia della memoria, che legato diciamo a un turismo diverso, lento, può essere sviluppato anche con delle cooperative sociali o di comunità che si possono nascere in questi territori. Quindi è importante, perché le persone possono trovare anche un'occupazione e quindi ci può essere anche uno sviluppo diverso di quel territorio, che non è il classico sviluppo economico che noi troviamo. A favore di queste zone, valutando i pro e i contro, c'è da un lato che magari il costo di una locazione, di un acquisto di una casa, eccetera, e anche gli spazi per poter ci sono, esistono e sono accettabili, accessibili rispetto ad altre realtà. E poi queste attività, quindi questi finanziamenti dovrebbero favorire queste attività. Il contro è quello che diceva lei, però è un contro che deve far riflettere. Cioè una persona più fragile, anziana, o chi vuole avere dei bambini cerca la vicinanza a una struttura ospedaliera, c'è poco da fare, o comunque un presidio sanitario. Se mancano i medici di medicina generale nei grandi comuni, ed è veramente si va a coltelli per cercare di accaparrarsi un medico che possa essere giudicato, insomma capace, immaginiamoci in queste realtà. E il medico è una persona che a sua volta ha una famiglia, che ha bisogno di servizi, e poi gli alimentari, farmacia e alimentari sono due cose, quindi sanità con la farmacia vicino e l'alimentari dove poter fare approvvigionamento, perché l'anziano non può necessariamente far chilometri in macchina, non tutti hanno la possibilità di farlo, anche perché molte sono case di vedove che non hanno la patente, Questo è un problema, a meno che non si strutturino con questi finanziamenti, quale faccio la domanda se sono sufficienti o no, dei mezzi, dei trasporti pubblici efficienti, perché quello dei trasporti pubblici è l'altro nodo cruciale. Assolutamente. Allora qui deve intervenire in questo caso da una parte la contrattazione che facciamo noi sociale territoriale, diciamo con i comuni e anche con le amministrazioni, ma anche con la regione, perché tante volte i comuni ce lo dicono proprio in queste occasioni, non riescono per più motivi, ma banalmente per il fatto di non avere a sufficienza personale che può essere intanto preparato, perché per rispondere a questi bandi e concorrere diciamo per questi finanziamenti bisogna prepararsi, bisogna conoscere le normative, ma bisogna avere anche del personale a disposizione e quindi più personale che possa diciamo rispondere diciamo a questi bandi, e dall'altra parte poi poterli anche seguire, quindi c'è già una prima diciamo criticità rispetto all'accesso. Poi il fatto anche di lavorare insieme, perché nelle aree interne c'è, per così dire, un momento in cui questa progettazione viene
viene fatta nell'ambito appunto dell'area e di portarla avanti con la progettazione, con la coprogettazione, con la programmazione, ma servono anche, diciamo, tavoli di confronto con tutti i soggetti importanti coinvolti, che possono essere sicuramente le amministrazioni, le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali, ma anche il terzo settore, ma anche i cittadini e le cittadine, perché noi dobbiamo fare la mappatura dei bisogni per poi poter rispondere e anche poter utilizzare, diciamo, questi fondi al meglio. Quindi essere attivi, cittadini attivi, questa è l'altra cosa molto importante. Allora, ricordandovi le sedi SPCGL che potete contattare, lo ripetiamo sempre, presenti su tutto il territorio, anche in queste aree tra virgolette interne, un po' più fragili e tutto. Andiamo in pubblicità qualche secondo, poi ci torniamo insieme e ci colleghiamo anche con Rovigo per vedere un po' quale criticità eventualmente sta vivendo o quali sono le cose che devono essere fatte. A tra poco. Siamo collegati anche con Rovigo. Allora, segretario Milan, ci sente? Io la sento bene. Allora, la zona del Delta del Po, la segretaria ha introdotto vari territori, tra l'altro potrà anche parlare con cognizione di causa del territorio polesano perché viene da quella zona, da quell'esperienza molto importante, nativa, tra l'altro più o meno come area, ma lei la sta vivendo in questo momento. Quali sono gli interventi dell'area del Delta del Po? Mi sa che sono parecchi quelli programmati, vero? Beh, gli interventi sono, diciamo, dobbiamo prima analizzare e partire da che cos'è la strategia nazionale delle aree interne, come è stato spiegato prima dalla segretaria, la Nicoletta, rispetto alla quale questo intervento mira a contrastare lo spopolamento e la marginalizzazione. Proprio per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno rilanciare, fare un convegno invitando i comuni, invitando il vescovo per affrontare questo tema, perché il progetto che riguarda il territorio del Delta del Po, che come avete visto è stato denominato contratto di Foce, ha visto da un lato un dato positivo che ha visto superare delle barriere, una gestione associata dei comuni, quindi barriere che comuni non si parlavano, i 7 comuni del Delta, però, e quindi per una gestione associata dei comuni. Perché abbiamo voluto ritenere? Perché noi partiamo da un dato di una forte marginalizzazione socio-economica e di un rilevante invecchiamento della popolazione, e tutto questo che noi abbiamo in queste aree è accentuato da una mancanza di questi luoghi di vantaggi derivanti da infrastrutture, da uno svolgimento necessarie per uno svolgimento di un'attività economica, per recuperare eventuali nuovi insediamenti, da una scarsa accessibilità, e quindi rende difficile tutto questo uno sviluppo economico. Poi questo si somma, come è stato già detto, a una scarsa qualità dei servizi essenziali, ovvero quello che è il degrado determinato dei servizi pubblici, dalla scuola alla farmacia, all'ufficio postale, al presidio ospedaliero. Inoltre un fortissimo invecchiamento demografico e una situazione di giovani che se ne vanno da questo territorio. Quindi questa situazione, sia di natura demografica sia dovuta alle difficoltà che accennavo prima, ha bisogno di essere rilanciata. Noi riteniamo che quindi rispetto a questo occorre un rilancio. Abbiamo voluto fare questo convegno per parlare proprio di come rilanciare queste aree interne, e noi diciamo che deve passare inevitabilmente per la riabilitazione di queste aree, quindi dei borghi, dei centri minori, rafforzando che cosa? Le infrastrutture, l'assistenza territoriale sanitaria, i servizi sociali con strategie ovviamente e misure che devono essere elaborate anche dagli enti locali, che sono cruciali per gli interventi di questa comunità, non sperando che arrivi sempre tutto dall'alto. Quindi il problema di fondo è quello di elaborare politiche pubbliche concrete, perché si devono superare quelle che sono le piccole realtà, i piccoli comuni, e quindi citavo apposta il fatto del superamento con le aree interne e quindi l'omogeneizzazione di questi comuni, perché è un indice di possibilità di superamento di questi piccoli comuni e quindi di consorzi di comuni, che questi sono in grado quindi di coniugare quelle che possono essere le aspettative di sviluppo
sviluppo di quel territorio, e quindi sfruttando tutti quelli che sono gli elementi competitivi naturali, quindi la salvaguardia dell'integrità storico-culturale, come è stato detto, dell'ambiente. Pensiamo solo all'importanza del Delta del Po per quanto riguarda una delle aree umide più importanti d'Europa, con una sua vegetazione, la questione legata quindi alle aree, diciamo, no, agro, e quindi il recupero dei terreni, e questo significa anche salvaguardare il territorio e fare una politica green per questo tipo di realtà, mettendo nelle condizioni forme e offrire questo in modo da attirare residenze in queste aree, Sì. diciamo, no, e questa capacità di attirare, diciamo, residenti nelle aree è legata alla capacità ovviamente di offrire livelli adeguati a quella che è la qualità della vita che accennavo prima. E quali sono? Attraverso nuove forme di rigenerazione che possono quindi intervenire e innescare. Aspetti che la interrompo, segretario, lei, perché sennò parla troppo veloce e chi ci ascolta non riesce neanche a seguirla. Forme di rigenerazione, la signora di 80 anni che vive in quella zona dice che cos'è? No, è una forma per creare, rivitalizzare quel territorio, mettendo in atto strumenti in modo che il giovane possa rientrare in quel territorio, perché trova quelle condizioni socio-economiche tali per poter risiedere in quel territorio. Se quel territorio non mi offre nessuna possibilità, e quindi il degrado ambientale, il degrado dell'abitazione, le giovani scappano, dei servizi, se io non rigenero quel territorio, non faccio politiche per dare questo tipo di elementi, è evidente che il giovane ricerca soluzioni esterne, perché quell'area non gli dà nessuna possibilità di poter, diciamo, costruirsi un futuro e avere un altro. E quindi vuol dire innescare processi di sviluppo, e su questi processi di sviluppo portare quindi elementi poi sui problemi paesaggistici, identitari, Chiaro. nuove forme di creatività, di intervento su quel territorio, perché io possa poi in quell'area trovare una condizione di, come posso dire, di vita. Di sviluppo. Allora, le aree interessate sarebbero anche, per nello specifico l'abbiamo visto nella slide, Rosolina, Loreo, Portoviro, Taggio di Po, Corbola, Ariano Nepolesine, Porto Tolle, quindi non sono aree di poco conto. Alcune peraltro sono molto conosciute, perché se parliamo di Porto Tolle, di Rosolina, Portoviro, insomma, hanno una loro importanza. Segretaria, chiedo anche a lei, è poi il caso del Polesine, dove c'è stata una grossissima realtà che ha messo la sua base, vabbè, insomma, è una realtà industriale importante, ma non si possono accorpare queste aree SNAI, forse così avrebbero più forza. Interessante l'aggiornamento di oggi. È interessante questa riflessione o questa domanda, e devo dire che rispetto a quello che diceva adesso Luciano Milan, il segretario di Rovigo, devo dire che questo convegno, questa iniziativa che è stata fatta 15 giorni fa, quindi poco, ha già avuto i suoi frutti, mettiamola così, perché qualche giorno fa c'è stato il Consiglio Comunale proprio in uno dei comuni, diciamo, dell'area del Delta, in questo caso Ariano nel Polesine, quindi fa parte dell'area interna SNAI, e la sindaca al suo ordine del giorno ha proposto quello di poter fare, diciamo, iniziare un percorso anche di dialogo, di discussione con i cittadini, ma con gli altri comuni dell'area interna, per la fusione dei 7 comuni. Quindi questo non è avvenuto così a caso, ma perché c'è stato, soprattutto, diciamo, nell'interlocuzione di quel convegno, il fatto che tutti gli attori seduti, no, istituzionali, dai sindaci dei 7 comuni, dal presidente della provincia, dal vescovo che è stato invitato, dallo SPI nazionale, eccetera, si è parlato non solo delle difficoltà e delle soluzioni da trovare per le aree interne SNAI e non SNAI, ma il fatto che appunto si punti alla fusione dei comuni per mettere insieme forze non solo economiche, ma in questo caso anche forze che riguardano i servizi pubblici, di welfare, ma anche tutto quello che può venire per uno sviluppo economico e sociale di questi luoghi, che spesso appunto sono abbandonati
in primis dalla politica. Perché è importante anche da fornire un impiego di qualità. Certo. Perché se si punta tutto alla manovalanza in senso tecnico, vivo in provincia di Belluno, comune di 2700 abitanti, e ringrazio i pochi negozi rimasti aperti, ma purtroppo hanno dei prezzi di vendita pazzeschi, comunque li capisco. Questo è un altro problema. Anche questo. Questo è un altro grosso problema, perché è vero, certo. Cioè, i pensionati, anzi sono pensionati di pensioni abbastanza basse e si trovano costretti a comprare cose che costano tanto di più. Infatti questo sì, c'è stato segnalato anche nell'altra zona dei 7 comuni e non soltanto. Io dicevo, impiego di qualità. Perché altrimenti dopo, ovvio, magari afferiscono a certe strutture aziendali che hanno vantaggio perché zona SNAI con agevolazioni a insediarsi lì, però poi ci sono tutti magari persone che vengono da altre realtà, da altri paesi extracomunitari, ma snaturano la realtà del posto e gli abitanti anziani, insomma si creano questi problemi. No, infatti la strategia SNAI dice proprio di far partecipare attivamente i cittadini, non solo per diciamo dire i problemi che incontrano in quella zona, ma soprattutto per cercare poi con le amministrazioni di poter cercare di far nascere anche nuove imprese locali e quindi sì, che possano rispondere ad alto valore aggiunto, esattamente, non solo ai bisogni delle persone, ma che possano dare uno sviluppo diciamo economico-sociale a quel territorio. Quindi prima si parlava di agricoltura piuttosto che di turismo, ma anche pensiamo tutta la filiera dei servizi, perché poi ci sono tantissimi servizi da dare non solo agli anziani ma alla popolazione che rimane. Prima si parlava di rigenerazione, la rigenerazione potrebbe essere banalmente coprire con la rete internet queste zone che possono essere non solo quindi non più isolate, ma le persone possono anche lavorare con diciamo la rete internet, ma banalmente con la telemedicina possiamo anche raggiungere persone anziane o non autosufficienti. Credo che questo sia sicuramente un tema, vedo anche molto, almeno dai commenti che fanno i nostri telespettatori, molto sentito, e credo che bisognerà parlarne molto di più con tutti i cittadini e le cittadine, ma soprattutto fare una buona contrattazione sociale, che è la base di tutto. Come diceva, ci ricordava anche il Vescovo, la restanza, noi dobbiamo spingere e favorire e valorizzare questi territori con la restanza, quindi abitare in maniera dignitosa questi territori. Benissimo, fondamentale. Parleremo magari ancora perché siamo stati sollecitati di telemedicina, che è un aspetto molto importante per le aree montane, abbiamo visto il bellunese, ma non solo, anche la zona della Lessinia e altre che si sentono più marginalizzate e che forse poi in parte sopperire al fatto della medicina generale non così di prossimità. E parleremo di questi temi ancora, quindi non vi sentite abbandonati, e comunque le sedi, le mettiamo in onda, sono presenti su tutto il territorio e quindi voi contattate la sede più vicina a voi. Queste sono quelle principali, ovvio che se parliamo di Rovigo ci sarà una anche a Porto Viro, immagina, e così anche a Porto Tolle, e idem per Belluno nei vari comuni. Voi cercatele chiamando la sede, quella principale, e trovate anche sulle pagine gialle, quindi non solo sul web. Segretaria, la ringrazio moltissimo di essere stata qui con noi, ringrazio il segretario di Rovigo di essersi collegato, di averci aggiornato sulla situazione territoriale. Magari avremo modo di aprire la finestra su altri territori, perché senza trascurare nessuno, e niente, io ringrazio anche voi di averci seguito. A presto, riguardate la puntata sul web, sul sito dello SPI CGIL del Veneto e su YouTube.